Le corsie dell'autostrada A4 all'altezza di Padova Est in direzione Milano vuote, in lontananza solo i mezzi di soccorso a far da barriera. Un'immagine surreale perché in questo tratto, sempre molto trafficato, quotidianamente transitano decine di migliaia di veicoli. Questa è la situazione all'ora di pranzo, pochi minuti prima, intorno alle 12:30, un mezzo pesante che trasportava bottiglie di vetro si era ribaltato. Eccolo in lontananza. Il conducente del tir è rimasto leggermente ferito, ma l'intero carico si è riversato sull'asfalto. Sul posto la polizia stradale che ha deviato il traffico. Gli automobilisti diretti verso Milano sono stati costretti ad uscire al casello di Padova Est. Il tratto autostradale è rimasto chiuso, così come il casello in entrata, per circa 3 ore. Le code hanno superato i 10 km di lunghezza. Intorno alle 15:30 l'autostrada è stata completamente sgomberata dall'imponente quantitativo di cocci di vetro e il mezzo pesante ribaltato è stato rimosso. Solo allora Cava SPA, che gestisce quel tratto di autostrada A4, ha annunciato la riapertura in maniera graduale e solo dopo alcune ore la coda tra Padova Est e Spinea, che nel frattempo aveva raggiunto i 13 km, è stata smaltita.